Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere una partita di attacco, ma che dico di attacco, molto di più sacrifici, pezzi lasciati sotto, roba incredibile. Ovviamente chi sarà uno dei protagonisti, anzi il protagonista di questa partita, il grande Tal. È una partita che risale al 1964, al lato dei bianchi abbiamo Tal, al lato dei neri abbiamo Tringov. E andiamo a vedere come è andata questa partita. E4, G6, D4, alfiere G7. Siamo dinanzi ad una difesa moderna. Che cos'è una difesa moderna? Dato che la teoria degli scacchi dice di controllare il centro con dei pedoni, in realtà gli scacchi moderni dicono: guarda, non c'è bisogno di mettere un pedone al centro, il centro lo si può controllare anche da lontano con i pezzi. Quindi la teoria è essenzialmente questa. Cavallo C3 per cercare di annientare questa forte diagonale dell'alfiere camposcuro in fianchetto. D6, giustamente aprendo anche l'altra diagonale all'altro alfiere. Cavallo F3 e ora C6. Potrebbe essere una difesa Pirc, dico potrebbe perché dopo alfiere G5 è mossa strana, non sbagliata, strana. Il nero gioca donna B6. L'intento di donna B6 è chiaro, è quello di attaccare sul punto B2 che è lasciato scoperto dopo l'uscita dell'alfiere forse prematura in G5. Probabilmente una persona normale avrebbe prima sviluppato questo alfiere e dopo cavallo F6 magari alfiere G5, ma la partita comunque ad ogni modo è andata così. La mossa corretta ovviamente del nero era cavallo F6, mentre ha giocato realmente donna B6. Non sembra male donna B6 perché, come dicevo, punta su questa debolezza, però adesso ci si può difendere non con torre B1, che sarebbe una mossa totalmente passiva, anche perché la torre da B1 non ha altri scopi se non difendere il pedone in B2, ma la mossa corretta è quella che anche viene giocata in partita, è donna D2. Donna di 2 lascia scoperto questo pedone. Non è un problema, perché se ora cattura e va proprio così in partita, ora sì che la torre può andare in B1, ma da B1 se non altro ha un ruolo. Innanzitutto minaccia questa donna e poi c'ha la colonna aperta. Dunque in futuro, se questo alfiere campochiaro si toglierà da qui, tac, si può entrare in B7. Quindi è un sacrificio di pedone per una maggiore attività di pezzi. E in effetti, se ci fermiamo un attimino a questo punto, Tal ha due cavalli sviluppati, una torre con una bellissima colonna, un alfiere sviluppato, la donna, manca solo un alfiere, mentre il nostro avversario ha una donna nell'angolino che non sa, poverina, come deve rientrare in casa se non tramite queste manovre, e un alfiere sviluppato. Stop. Mi sembra evidente che il vantaggio qui sia del bianco. Adesso tocca al bianco alfiere C4. Eccolo l'ultimo pezzo che è stato messo praticamente in gioco. Adesso manca solo un bel arrocco e poi ci siamo. Donna A5, arrocco corto, e adesso altra piccola imprecisione del nero che è E6. E6 sembra una mossa solida, ma ha reso un pochettino debole questo pedone. Probabilmente l'idea del nero sarà quello di spingere, cercare di incastrare tutto. Una mossa più efficace sarebbe quella di sviluppare almeno un pezzo, visto che il nero sta giocando solo con la donna, con i pedoni, quindi più corretta sarebbe stata cavallo di 7. Ma vediamo come continua la partita. Dopo E6 segue torre in F, va in E1, questa torre si mette su questa colonna, con l'idea che magari in futuro si aprirà. Ancora un altro errore, A6. Un'altra spinta di pedone, probabilmente con l'idea di sorreggere tramite B5, ma ancora una volta la mossa migliore sarebbe stata una ritirata di donna in C7, cercando di dare maggiore solidità alla propria posizione. Qui intanto passano aerei da tutte le parti. Ok, è il turno del bianco che gioca dopo A6. Il bianco gioca alfiere F4 proprio per iniziare a fare pressione su questo punto. E adesso il nero deve prendere dei provvedimenti. Una spinta come D5, che non viene giocata in partita, una spinta come D5 sarebbe troppo deleteria. Perché? Perché si può catturare, ovviamente ora non può catturare con questo pedone poiché inchiodato c'è la torre, si cattura con l'altro, ma e ora si possono fare vari sacrifici su questo punto.
perché ancora una volta questo pedone non può catturare, quindi non va bene. L'unica cosa che viene da fare è perciò spingere in E5, che è la mossa che è stata giocata in partita. Tuttavia, anche su questa, questo errore ovviamente è decisivo, cioè pedone per, e adesso vediamo se riesce a trovare la mossa veramente fortissima da parte del bianco. Ti lascio 10 secondi per vederla. La mossa che gioca il bianco a questo punto è donna di 6. Se hai visto una mossa come questa, o sarai un maestro internazionale o sarai un gran maestro, perché è veramente qualcosa di eccezionale. Perché questa mossa? Andiamo a vedere tutte le varie continuazioni. In partita verrà giocata donna per cavallo, ma vediamo che cosa succede per esempio con alfiere, scusami, pedone per alfiere. Che cosa può, come si continua in questo caso? Perché Tal continua a regalare pezzi in questo modo? Perché c'è cavallo in D5 con idea di dare un bel matto qui davanti. Ora bisogna correre ai ripari o andando ad attaccare questo cavallo o per esempio donna D8 per cercare di difendere questo punto, e in questo caso ci sarebbe cavallo C7 e qui il nero è costretto a dare la donna sul cavallo. In caso invece di cattura di pedone su cavallo, semplicemente c'è la cattura di pedone con scacco di scoperta e praticamente è matto anche qui. Bisogna mettere davanti qualche pezzo, sacrificare, però fra poco sicuramente il nero verrà mattato. Dunque questa è l'idea fortissima che sta dietro questa mossa, ma ripeto, qui il nero non fa né questa mossa qui né altre mosse, ma cattura il cavallo con la donna. A seguito di questa cattura, che forse sembra la più forte perché in effetti non apre la spinta di questo pedone, non apre le linee, Tal ovviamente non si arrende, cioè torre va in D1 con l'idea ora di andare a dare matto in D8 con la donna. E ora viene giocato cavallo D7 per cercare di creare una barriera contro questo punto. Perché non andava bene alfiere D7? Perché su alfiere D7 la torre poteva entrare in B7 e qui erano cacchi amari. Quindi è corretta la difesa dell'avversario, cavallo D7, e ora ancora una volta ti lascio altri 10 secondi per vedere la continuazione definitiva. Ci siamo e la continuazione è alfiere per F7, scacco, re per F7 e adesso bisogna portare tutti i pezzi in gioco. Cavallo G5, scacco, il re è praticamente alle strette, qui non può andare, c'è la donna, qui c'è la donna e il cavallo, qui c'è la donna, qui c'è la donna, praticamente è costretto ad andare in E8. Da E8 c'è un bellissimo scacco di donna in E6, re in D8, ovviamente si poteva parare di cavallo? Sì, si poteva, ma c'era il matto in 2, scacco e dopo il re che si spostava, cavallo in E6, scacco matto, il re non ha praticamente vie di fuga. Dunque su questo scacco il re preferisce andare subito in D8 in modo tale da riuscire a scappare da qualche parte, ma cavallo F7, scacco, re in C7 e adesso la mossa definitiva è semplicemente donna in D6, scacco matto. Poiché il re qui non può fuggire, che c'è la torre, su questa diagonale c'è sempre la donna e indietro non può tornare perché c'è il cavallo. Micidiale! Non so se avete visto quanti pezzi ha lasciato in presa Tal, incredibile, incredibile, un giocatore assolutamente di attacco. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Noi continuiamo, ovviamente portiamo avanti tutte le altre rubriche, non ti preoccupare, non sono state sospese, non sono state abbandonate, era per dare un pochettino più di dinamismo ai video che vengono pubblicati. Ci vediamo domani, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!